Con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica alle tematiche dell'Europa e ai problemi legati alle difficoltà di relazione tra i vari paesi del vecchio continente e che quindi fanno parte geograficamente e politicamente della realtà comunitaria, anche quest'anno si celebra la Giornata d'Europa, giunta ormai alla sua 38esima edizione. Premiati con un attestato di stima i rappresentanti delle forze dell'ordine per il personale contributo offerto nella difesa della legalità e del diritto nel nostro paese e in Europa. Ma a ricevere il prestigioso riconoscimento Personalità Europea 2008 anche volti noti e meno noti, che si sono distinti con il loro lavoro nel settore della cultura, dell'arte, dello sport, del giornalismo, della TV e dello spettacolo. Un bel riconoscimento per il suo lavoro, per la sua grande carriera di attrice questa. Ma non lo so, a questo punto non lo so, perché il cinema è finito ormai da tanti anni, anche se è stato senz'altro una carriera di molto successo, però poi sono passata dietro lo schermo, dietro la macchina fotografica, per tanti anni ho fatto la fotografia che adoro, perché è un lavoro pieno di interesse, di fantasia, e poi finalmente sono tornata al mio primo amore, che è la scultura. L'Europa che si fregia della mia partecipazione alle sue memorie. Per carità, essendo cittadino mediterraneo, sono sempre stato europeo. Certamente ricevere un premio è sempre una cosa bella che fa onore alla mia professione, che ancora non è conclusa, malgrado dicano e scrivano che ha la carriera, non è conclusa. Premio Personalità Europea a Luisa Corna, cosa significa per lei? Che è un nome importante, significa molto perché è un premio prestigioso, quindi sono onorata di riceverlo. Sono molto orgogliosa per due motivi. Intanto mia madre l'ho ricevuto qualche anno fa e quindi vuol dire che in questi 12 anni che l'ho affiancata nel lavoro ho fatto qualcosa di buono, probabilmente questo mitico passaggio di testimone di cui tutti parlano nelle aziende del Made in Italy veramente avviene virtualmente qui stasera. E poi perché mi sento una cittadina d'Europa, molto più che cittadina italiana, amo naturalmente il mio paese, la mia città Roma, però l'Europa è la mia casa, con la globalizzazione internet dobbiamo tutti considerarlo veramente come un'unica grande patria. Per la cultura, Premio Personalità Europea, Moccia, cosa significa per lei? Ma per me significa una constatazione del grande successo all'estero dei libri. I libri sono sbarcati in Spagna, in Germania, in Francia e hanno avuto un grandissimo successo, quindi per me oggi avere un riconoscimento italiano nell'aver rappresentato in qualche modo comunque una presenza dell'Italia in Europa, anche con questa curiosità dei tanti spagnoli, tanti francesi, tanti addirittura giapponesi, dove il libro appunto è uscito, che vengono a mettere il loro lucchetto qui a Roma. Questo premio è il piacere di essere riconosciuto, il fatto che venga riconosciuta un po' una carriera, delle scelte lavorative. È un impegno a continuare a fare bene, a cercare di migliorare. Per me il premio mi dà veramente un grossissimo lustro, perché da anni porto la musica napoletana in giro per il mondo e quindi questo riconoscimento come la Murolo in gonnella per me è una cosa veramente di una grandissima importanza. Premio Personalità Europea per lei che significato ha? Che ho una personalità europea, non me lo sarei mai aspettato, guarda. No, al di là degli scherzi. Io dico sempre, scherzando no, che mi piace moltissimo essere premiata. L'unico premio che non mi piacerebbe avere sarebbe quello di migliore attrice non protagonista. Io preferisco migliore protagonista non attrice. È molto importante, io non ho avuto tanti premi nella mia vita, per cui quando mi premio mi meraviglio io stesso, però è una cosa bella, è la coronazione di qualcosa di bello che uno ha fatto e io ne vado fiero.